Del nuraghe Sadomu Beccia molto si è già scritto. Da notare come la sua importanza non sia venuta meno pur avendo subito l'offesa di essere demolito in parte, diventato cava per la costruzione del selciato e massicciata della strada Carlo Felice. Ma oggi non vogliamo soffermarci a parlare di questa complessa struttura, un esempio unico di architettura nuragica. Ci interessa invece visitare il suo sconosciuto villaggio nuragico, con le oltre 150 capanne che testimoniano la presenza di una comunità numerosa e organizzata. Il villaggio si estende ad ovest del nuraghe, probabilmente era composto da capanne a pianta circolare ed ellissoidale. La presenza della vegetazione rigogliosa non consente di proporre una precisa dimensione del villaggio e il numero dettagliato delle capanne di cui doveva essere costituito. Quest'area occupata dal villaggio è ovviamente interessata da un'ampia concentrazione di materiale ceramico, riferibile a un periodo storico tra l'età nuragica e l'epoca alto-medioevale. Esplorando i resti del villaggio, difesi da una folta vegetazione, si può provare a immaginare la vita quotidiana degli antichi abitanti, anche se la parte visibile è costituita dall'emergere di massi coperti da muschi o alcuni imponenti, allineati in senso circolare. Sarà comunque un'interessante passeggiata, immerso in una natura misteriosa e selvaggia. Basterà lasciarsi andare e immaginare. Per questo le foto che pubblichiamo vogliono raccontare l'atmosfera che si respira, senza avere la pretesa di diventare documentazione archeologica. Buona visione a tutti!